Buongiorno. Scusateci, buongiorno amici. Buongiorno a tutti. Ed amiche di Sportissimo Channel, come vedete siamo sempre qua. Quindi vedete che siamo sempre noi. C'è già un po' di gente in giro, anche perché oggi abbiamo fatto con calma questa mattina. E David, siccome ci sentiamo un po' pazzarelli, quasi come se non ci fosse l'insegnante, che salutiamo, caro Max. Ciao Max. Ovviamente per impegni lavorativi assente in questo periodo da Sportissimo Channel, e ovviamente gli auguriamo di tornare presto, anche perché insomma l'Inter ne sente il bisogno. Sì. E poi senti anche un po' freddo, perché in classifica nei pronostici non recupererai mai, ovviamente incrociamo le dita. E detto questo, abbiamo qui alle mie spalle il buon David, che ieri si è divertito a mettere dei pronostici un po' azzardati, a dire poco. Devo recuperare, quindi mi tocca azzardare. Hai ragione, infatti ieri, se non sbaglio, ho messo l'X su, attenzione, intanto sgommate che neanche alla rally di Monte Carlo. E ieri hai messo, aspetta che controlliamo, sì, vedi. Allora io ho messo dei facciamo pronostici. Tutto in diretta, la bellezza della diretta. Ieri hai messo Sampdoria Juventus X e Milan Empoli X. Era più una speranza, qualcuno ti ha commentato. Ecco. Sì. Però oggi non iniziamo dal calcio, ma iniziamo dal tennis, perché vogliamo fare i complimenti a Jasmine Paolini, che caro David, ieri ha battuto a India Wells, il torneo femminile, la Sabalenka numero 3 del mondo. Complimenti. E quindi complimenti Jasmine, quindi vola al terzo turno. E nel frattempo c'è da segnalare anche per il tennis che nei maschi c'è Sinner, che questa notte ha vinto, adesso mi documento, 6-3 con il serbo Gere, che era la sua bestia nera nei precedenti. Quindi... Mentre purtroppo da segnalare Sonego battuto da Bonzi, il francese, che è prossimo avversario proprio di Sinner nel terzo turno, mentre la Paolini giocherà con la Svizzera Golubic. Ecco, Fognini si è ritirato, non si sa che cosa abbia. E poi abbiamo nel frattempo David insomma intrattiene relazioni, giustamente. E Musetti sconfitto da Opelka. Ecco, questo per quanto riguarda il tennis, quindi seguito, perché Sky, Now TV, insomma ci sono tutti i canali possibili e immaginabili per visionare il torneo di Indian Wells. Fognini appunto si è ritirato, ma speriamo di recuperarlo per Miami, che partirà il 22 marzo. Bene, detto del tennis, che era doveroso, e ci sono un po' di cose che bollono in pentola, un po' di argomenti, e adesso direi di passare al basket, perché quest'oggi, caro Fabio, ti mandiamo un saluto qui. Ciao Fabio. È caloroso, c'è il derby di Bologna stasera in diretta 20:45 Rai Sport, e anche ovviamente Eurosport, credo, non ne sono sicuro, ma derby Bologna, Virtus contro Fortitudo, si gioca al Paladozza, quindi in casa della Fortitudo. Due squadre diverse, perché la Virtus sta contenendo il primato a Milano, ha vinto a Venezia in Eurolega, è debuttato tra l'altro Hackett, nuovo acquisto, e nell'attesa di far scendere sul parquet anche attenzione, anche Schengelia, che probabilmente giocherà prossimamente. Nel frattempo salutiamo anche lo Scafati Futsal. Parlando di futsal ci agganciamo proprio a questo, che invitiamo formalmente in diretta per quello che sarà Sportissimo Calcio Show, così ci racconteranno come hanno raggiunto i playoff. Complimenti allo Scafati Futsal. Ricordiamolo, non sono ovviamente di scafati, ecco, ma sono scafati, quindi questo ci tenevamo a dirlo, ma ovviamente vi aspettiamo, ragazzi, per parlare in diretta con così ci racconteranno dal vivo il raggiungimento dell'obiettivo che ci avevano detto in diretta. Ma di futsal dobbiamo parlare, perché in Serie B purtroppo, caro Davide, cosa è successo? È successo un bel po' di cose, tipo mercoledì c'è stata la Coppa Italia, la sfida di Coppa Italia tra Pordenone e Cornedo, vittoria netta del Pordenone 4-1, e succede che ieri c'è campionato e si è riproposta la sfida Pordenone-Cornedo, però ahimè il Cornedo ha detto: io torno a Pordenone e vado a vincere. E stavolta vado a vincere. Quanto ha vinto il Cornedo? 6-2, quindi
una bella lezione. Cosa succede in classifica? Cosa succede in classifica? Allora, il Maccan si è ripreso dalla sconfitta col Pordenone, ha vinto 5-1 col Giorgione. O 5-2. 5-2 col Giorgione, esatto, e quindi è tornato incareggiato un po'. Dopo il Udine City ha pareggiato 5-5, vinceva 5-2, è andato a pareggiare 5-5. Allora, è lì a ridosso delle prime. Sì, allora la classifica recita così adesso. Pordenone 46 punti, Maccan 43, Udine Cornedo 40 e Udine City 40 e Cornedo 39. Ecco, complimenti Davide che insomma ha studiato, sì. Vedete che si è documentato. Noi l'anno scorso, domenica scorsa avevamo detto che il Pordenone aveva quasi già vinto il campionato, dobbiamo ricrederci adesso. Per cui non lo diciamo più perché sennò ovviamente Darko e tutti gli amici del Pordenone, del Diana Gruppo Pordenone ci mandano a quel paese e hanno anche ragione. Detto questo, ovviamente c'è da dire piccole pillole di altri sport che non sono sempre minori, ma vanno ovviamente menzionati. Il rugby purtroppo ennesima sconfitta, la 36esima, 36. Italia 22, Scozia 33 a Roma, l'Olimpico che vedrà poi anche di scena nazionale il 24 contro la Macedonia, ma questo è un altro discorso. Quindi detto del rugby, purtroppo pallanuoto, finale di Coppa Italia quest'oggi 16:15 in diretta su Rai Sport, di nuovo Brescia contro Prorecco, quindi sarà sfida interessante, e poi ovviamente c'è da dire che anche la pallavolo, perché insomma anche lì ci sono sfide interessanti, continua la lotta in vetta diciamo tra Monza, Novara e le Pantere di Conegliano nella 1 femminile, e nella 1 maschile sembra che Perugia non abbia rivali per ora, ma dopo si rimette tutto in gioco nei playoff, ecco. Appunto, poi abbiamo lasciato quest'oggi per ultimo il numero 1 degli sport in Italia, il calcio, perché insomma perché tutti ne parlano, e quindi qua c'è da dire molte cose perché non abbiamo fatto Sportissimo Eurocups. E quindi una piccola parentesi, ti vedo pronto in canna, no, dimmi. Io comincerei da un dato statistico interessante, vai, ti ascoltiamo. Cristiano Ronaldo. Ieri c'è stata la partita Manchester United contro Tottenham e lui ha detto: io faccio 3 gol. La 59esima volta che fa la tripletta, così giusto e sale a 807 gol, leader assoluto con Beacon al secondo posto. Quindi, ecco, così dicono le statistiche FIFA. Poi complimenti a Cristiano Ronaldo, però c'è un certo Pelé che dicono abbia superato i 1000, ma anche lì ovviamente aspettiamo le smentite del caso. Però complimenti a CR 807, possiamo definirlo, come ha detto la Gazzetta. Quindi giusto parlare di lui, ma torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro, parliamo delle coppe, no? Cosa è successo? Qua sei tu spettatore coppe principale. È successo che martedì c'è stata la partita di ritorno Liverpool-Inter. Ahimè, l'Inter, giocando una buona partita, è andato in vantaggio con Martinez e dopo 2 minuti dopo Alexis Sanchez si è fatto espellere. Secondo me l'espulsione si va più nel primo tempo che nel secondo, però l'Inter in 10, peccato, posso dire solo peccato, perché se giocavano 11 contro 11 era un'altra storia, era un'altra partita. Vabbè, dai, comunque ci riproverete il prossimo anno, e soprattutto c'è da dire che c'è anche il campionato, no? Stasera ne parleremo dopo, ma stasera l'Inter ha la possibilità di rifarsi, di accorciare, perché è successo qualcosina. Ma prima raccontaci di Europa League e Conference League, qua sei tu l'esperto. Europa League, l'Atalanta è andata a vincere in casa, ha vinto in casa 3-2 col Bayer Leverkusen, 2 gol in 2 minuti, giocando una gran bella partita. Hai visto una ottima Atalanta? Atalanta, io ho visto un po' di highlights, quindi ho visto così come ha giocato e devo dire ottima partita. Mentre prima era scesa in campo la Roma in Vitesse, Conference 0-1. Ha segnato e si è fatto espellere il Sergio Oliveira. Intanto ci guardano, vedete c'è il pubblico che guarda, e dopo andremo a salutare. Ecco, siamo anche un po' così stralunati quest'oggi. E un'altra cosa della Roma, il calcio non perdona, infatti chi sbaglia dopo subisce il gol. Il Vitesse ha sbagliato un gol clamoroso
può dire a porta vuota. E quindi è finita che ha vinto la Roma. Sì, Va bene, sì, dai, 1-0 per la Roma, vedremo nel ritorno. Ma caro il nostro David, ieri invece dobbiamo segnalare che il Milan dei nostri cari amici Luca ed Andrea è tornato alla vittoria 1-0 con l'Empoli, e poi ovviamente ci sono stati altri anticipi interessanti. La Salernitana ha pareggiato 2-2 col Sassuolo, e poi che è successo? Perché c'è stata anche lo Spezia che ieri hai cannato, ha battuto 2-0. Complimenti Ivan Provedel, che è la nostra provincia, ovviamente 2-0 contro il Cagliari, appunto, e dopo alle le 6 la Juve 2-0. La Juve, attenzione, perché sta tornando 15 risultati utili consecutivi. Quindi attenzione alla Juve. Quindi secondo te, Davide, con un rigore sbagliato dalla Sampdoria, mi sembra. Questo non lo so, però non ti do conferma, però 3-1 Morata. No, 2-0. È finita. No, 3-1. No, è finita 2-0. No, la Juve ha vinto 3-1. No, 2-0. 3-1, vai a controllare. Guarda, veramente, guarda, qua toccherà pagare l'aperitivo, perché dopo una caccata del genere, ecco, 2-0 ha vinto. 3-1. Vabbè, insomma, attenzione, allora, vai a controllare, verifica prima che lasciamo in diretta. Nel frattempo, insomma, ci sono dei nostri amici che ci salutano. Andate via o vi becchiamo dopo? Dove? Là. Quanto resiste? Va bene, noi finiamo velocemente e vi raggiungiamo. Scusa Enrico. Attenzione, Scusa, Enrico. vedete che adesso si metterà in ginocchio sui ceci come faceva Fantozzi. E vedete, eccolo qua. Federico nel frattempo, siccome abbiamo ideato una scenetta, insomma, teniamo ancora banco per qualche minuto. Nel frattempo avete visto che c'è gente che ci aspetta, quindi giustamente anche voi la domenica. Attenzione, scusate, mi ero perso i messaggi. Ricordiamo che CR7 ha quasi raggiunto Staiano, Bomber 808, eccolo lì. Ancora uno. Sì. Grazie Alberto per avermi menzionato, è stato un bel risultato. Dai, è stato bello. Io li ho fatti in 20 anni di carriera, quasi, in 19 stagioni. A Darko, guarda che abbiamo menzionato il Pordenone, vai a rivedere poi su YouTube o su Instagram. Cosa mi combinate, Darko? Cosa mi combinate? Federico, eccoti. Allora, aspetta che dobbiamo far vedere la Gazzetta. Ti abbiamo aspettato apposta per visionare il titolo. Il nostro edicolante di fiducia, Federico, che qui a San Vito, vedete, vi aspetta, eccolo qua. E giustamente non poteva non farvi vedere il volo del suo Milan. Eccolo lì. Perché il Milan, come sappiamo, caro Federico, è andato a +5. Davide, se non abbiamo altro da aggiungere, direi che possiamo salutarvi con uno splendido Federico sorridente per la vittoria del Milan. Un saluto da San Vito al tagliamento, da Sportissimo Channel, e ci vediamo o domani o martedì, insomma, per adesso stiamo valutando il palinsesto televisivo. Esatto, guardate, Davide ormai è lanciato. Direi che buona domenica a tutti. Buona domenica. E a presto, ciao a tutti. Ciao.